Ma la focaccia mediterranea, a voi vi piace? L'avete mai fatta? No, perché a me mi fai un manicomio. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Questo è il mio impasto nuvola e trovate la ricetta sul mio profilo. Qua come vedete io l'impasto l'ho sgonfiato, ok? Adesso vado a inserire un po' di pomodorini che avevo tagliato già a pezzettini e un po' di olive e un po' di basilico che lo vado a tritare e facciamo prima mesca Francesca. Poi pigliate un bello ciccileghista che la cosa si la coppa. Se non lo tenete potete mettere il galbanone, galbanina, provolina e lo fate a pezzettini piccolini, a così, a cominciare la coppa di ciccinelle, tanto bellino. Io tagliate a datucce, a datine, ecco qua. Inserite un po' di origano e continuate a mischiare. Avete fatto tutto in misca Francesca, prendete una bella placca da forno e la insalate tanto bella, la sciorignate bella piena di olio, così tutto torno dappertutto, dovete ricoprire tutti i bordi di olio, ecco qua. Poi prendete tutto l'impasto che avete fatto con il misca Francesca e lo arrovacate, ecco qua, nella placca e ve lo sistemate, tanto belle sistemate, ecco qua, così, con le mani, guardate. Adesso facciamo un altro bello decoramento, guardate, mettete un altro poco di pomarellelle sopra, che a me mi pare sempre poco, le olive azzuffurnatele così, faccio tutto il forno, corita in, così, dopo il tuso. Ecco qua, un altro po' di olive e un altro poco di pomarellelle. Poi appena abbiamo terminato tutto il quadro, ci mettiamo una bella spolverata di parmigiano e un filo d'olio. Io uso questo qua a spray, ma voi ci potete mettere pure l'olio normale, con volete. Ecco qua. E qua, guardate, questa è un quadro, non è una focaccia, è un quadro. La lasciamo riposare in forno per un'altra mezz'oretta nel forno spento, mi raccomando. Pronti per infornare 180 gradi per 40 minuti. Ogni tanto diatela da un occhio. Ora qua ragazzi la buttata la capa sotto per farla respirare. Guardate qua che bellezza. Adesso assaggiamo. Oh. E che profumo. Cioè? Mamma mia. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.